qui e chi è collegato da remoto. Io sono appunto Michela Chiapalone, sono coordinatrice dell'ISTEC Lab, sta per Life Science Technology Lab, è un laboratorio congiunto tra l'Università di Genova e l'ospedale San Martino, quindi ho la fortuna di poter lavorare a diretto contatto con i clinici, con i biologi, e noi di formazione, io sono un ingegnere elettronico che però ha avuto la possibilità, l'opportunità di fare esperienza in campo sperimentale, in laboratorio, grazie appunto ai miei mentori che mi hanno permesso di effettuare questo percorso e grazie alle collaborazioni sia nazionali che internazionali. Partiamo da questa slide che fornisce un po' le motivazioni del mio lavoro. Sappiamo, probabilmente anche voi sapete, che il cervello è uno dei sistemi più complessi ad oggi conosciuto. È costituito da un altissimo numero di cellule, i neuroni, ma ancora più alto numero è quello delle sinapsi, ossia la possibilità di mettere un neurone in comunicazione con un altro. È il punto di comunicazione tra un neurone cosiddetto presinaptico e il postsinaptico. Come vedete ci sono 4 ordini di grandezza di differenza, questo vuol dire che circa un neurone può connettersi fino a 10.000 altri neuroni. E il cervello è un organismo affascinante perché ci permette di fare un sacco di cose. Pensate a quello che riescono a imparare i bambini nel primo anno di vita, oppure nelle immagini che avete visto qui siamo saliti sull'Everest e siamo andati nello spazio, e questo grazie a quello che il nostro cervello ci permette di fare. Ovviamente a volte le cose non funzionano come noi vorremmo, e questo succede nel caso delle patologie che colpiscono il sistema nervoso, e con l'avanzare dell'età purtroppo queste patologie aumentano, e con il fatto che l'età media fortunatamente si è alzata, questo però ha un'implicazione su una maggiore incidenza delle patologie che colpiscono il sistema nervoso stesso. Pensate che i disturbi del sistema nervoso colpiscono più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo, e la World Health Organization, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha stilato un parametro che serve per quantificare gli anni di vita che una persona perde a causa della disabilità, quello che viene chiamato DALY, Disability Adjusted Life Years, è un termine inglese. Come potete vedere, rispetto a tutte le altre patologie, il DALY relativo ai disturbi del sistema nervoso è quello che ha un'implicazione dal punto di vista della disabilità più alto degli altri. Vuol dire che una persona che è colpita da una patologia di questo tipo perde più anni di vita vissuta bene rispetto ad altre patologie. E questi sono alcuni personaggi famosi che penso tutti voi conosciate, e che sono stati colpiti da patologie neurologiche degenerative. Un esempio è Michael J. Fox, l'attore di Ritorno al futuro, che tra l'altro ha anche fondato una fondazione a suo nome per la lotta contro il Parkinson. Papa Giovanni Paolo II, anche egli colpito da Parkinson, così come l'ex presidente degli Stati Uniti Reagan, e così via. Qua abbiamo un esempio di un grafico a torta che ci fa vedere l'incidenza delle diverse tipologie di patologie neurologiche. La più alta incidenza è dovuta allo stroke, che è l'ictus, ma subito dopo abbiamo le lesioni a livello del midollo spinale, la sclerosi multipla e poi altri eventi traumatici. Quindi tutta questa varietà di disturbi sono quelli che comportano poi un peggioramento della qualità di vita, non solo per i pazienti ma anche per i loro caregiver, per le persone che gli stanno dietro. E nell'ambito delle tecniche per poter affrontare questi disturbi si può definire una scienza multidisciplinare che è la neuroingegneria. È una scienza piuttosto nuova, piuttosto recente, mi piace definirla come il connubio tra neuroscienze e tecnologia. Quindi da una parte abbiamo la tecnologia che fornisce degli dispositivi, degli strumenti per poter studiare il sistema nervoso, e dall'altra parte il sistema nervoso che utilizza questi strumenti e allo stesso tempo può essere di ispirazione per lo sviluppo di nuove tecnologie, le cosiddette tecnologie ispirate dal cervello o brain inspired. Grazie a questo continuo percorso bidirezionale, cioè una sorta di strada a 2 vie,
sono stati sviluppati dei dispositivi recentemente, diciamo negli ultimi 25 anni più o meno, a livello soprattutto di ricerca scientifica, quali le Brain Machine Interface, interfacce cervello-macchina, le neuroprotesi robotiche, e questo disegnino che vedete qui è quello che rappresenta la terapia elettroceutica. Terapia elettroceutica che in questo specifico disegno rappresenta la possibilità di utilizzare del segnale elettrico per poter stimolare il cervello in una maniera, diciamo, precisa, evitando possibilmente degli effetti collaterali. In realtà la terapia elettroceutica è ben nota prima degli anni in cui è stata introdotta come possibile terapia anche per disturbi del sistema nervoso. Si pensi per esempio al pacemaker o al defibrillatore impiantabile, esiste già da anni, oppure i primi esperimenti che faceva Galvani erano già sullo studio di quelli che sono i segnali elettrici prodotti dal sistema nervoso, quindi è una cosa che si conosce da ben più di questi 20 anni in cui è nato questo termine. Però solo recentemente è stato appunto applicato anche all'impiego del trattamento delle patologie appunto di origine nervosa. Ma prima di arrivare a capire che cosa facciamo noi e che cosa in generale si può fare, faccio un piccolo riassunto per capire meglio il funzionamento del sistema nervoso e dei segnali che sono coinvolti, e spero che questo poi vi aiuti appunto a comprendere meglio i risultati della nostra ricerca. Partiamo da questo è un disegno fatto a mano da Santiago Ramón y Cajal, è stato premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1906, e lui disegnava a mano i neuroni, grazie a una tecnica, diciamo, di staining, di colorazione, ideata in realtà da un italiano, Camillo Golgi, con il quale ha condiviso il Nobel. È stato in grado di disegnare appunto sia singole cellule neuronali, le cellule del cervello, che gruppi di neuroni, circuiti neuronali. E mi piace ricordarlo perché ha pronunciato questa frase, dice sostanzialmente che il cervello è un territorio ancora inesplorato. Ed è questo vero anche oggi, nonostante siano passati più di 100 anni da quando la frase è stata pronunciata. Si conoscono tante cose, ma non ancora abbastanza. Questo è un altro disegno di Cajal, in cui vengono identificate, diciamo, due proprietà fondamentali del sistema nervoso. La prima è il fatto che i neuroni sono in grado di rispondere ad uno stimolo. Quindi questa è una proprietà peculiare dei neuroni, a differenza per esempio di altre cellule. E poi la proprietà principale è il fatto che nel momento in cui il neurone risponde ad uno stimolo è in grado di mantenere costantemente nel tempo quel tipo di risposta, ossia ogni volta che si ripresenta quello stimolo il neurone è in grado di rispondere, e questa è la proprietà di plasticità, è quello che ci rende unici, è quello che rende unico il nostro cervello. Questo è come si presenta un neurone costituito da un corpo cellulare o soma, un nucleo, dei dendriti, sono quelli che ricevono l'informazione dai neuroni vicini, un assone, una sorta di canale di trasmissione, e i terminali assonici, che sono quelli che inviano il segnale ai neuroni, diciamo, cosiddetti post-sinaptici, con cui questo è collegato. Lungo l'assone appunto si propaga il segnale peculiare, che è il cosiddetto potenziale d'azione. Qua vedete uno schematico molto semplice in cui si vede come il potenziale d'azione si propaga tra un neurone e il successivo. Questi sono i segnali di nostro interesse. E per capire ancora meglio nello specifico quali sono i segnali che ci interessano, faccio questa analogia con uno stadio. Se noi mettiamo un microfono fuori dallo stadio, sentiamo le voci di tutte le persone che partecipano e magari cantano un coro. Però possiamo anche andare a parlare con una persona singolarmente, ok? Analogamente noi possiamo registrare l'attività di un gruppo di neuroni che parlano assieme, oppure dei singoli neuroni. Il primo tipo di segnale si chiama potenziale di campo o Local Field Potential, LFP. Il secondo tipo di segnale si chiama potenziale d'azione o spike, quindi scusate se userò questo termine, ma
lo uso talmente tanto che poi mi verrà da chiamarlo spike, quindi ve lo dico già da adesso. E quindi questi sono i nostri segnali di interesse. Questa, diciamo, è un'immagine un pochino più rappresentativa degli stessi segnali. Una rete di neuroni, se andiamo vicino al corpo cellulare, a quel puntino nero che vedete su, abbiamo un segnale di spike, quindi riusciamo a parlare direttamente col neurone, o perlomeno a registrare l'attività che arriva da quel singolo neurone. Se invece mettiamo il microfono un po' più lontano, sentiamo il coro dei neuroni che parlano, e questo è il local field potential, o potenziale di campo. Questi sono i segnali di nostro interesse e sono quelli che ci servono per le nostre terapie. Però prima ancora di arrivare a quel punto vi faccio presente due problemi che abbiamo da affrontare, o perlomeno che hanno da affrontare coloro che vogliono studiare il cervello e che vogliono appunto risolvere problematiche legate alla patologie cerebrali. Il primo è che il cervello è un sistema multiscala. Questa parola di nuovo è molto importante. Perché? Perché ogni rete all'interno del cervello, ogni elemento, il cervello stesso è un elemento che è presente a diverse scale spaziali, perché possiamo andare appunto dal singolo neurone ad intere aree cerebrali o all'intero cervello. A diverse scale temporali, ci sono eventi che durano pochi millisecondi o eventi che durano anni, oppure a diverse scale topologiche. I neuroni si connettono secondo dei pattern, cioè degli schemi che sono molto precisi, e questa modalità di connessione è legata anche alla loro modalità, diciamo, di tipo di segnale che sono in grado di mostrare. Quindi tutta questa complessità di cui vi avevo già parlato all'inizio è dovuta a questa organizzazione, che è un qualcosa che difficilmente si riesce a riprodurre sui sistemi artificiali. Nonostante ci sia grande voga, grande utilizzo dell'intelligenza artificiale, non c'è nessun sistema che è in grado di riprodurre questa struttura per adesso. Ci sono varie modalità di raccogliere i segnali dal cervello. Possiamo pensare, magari qualcuno di voi l'ha fatto, di mettere degli elettrodi direttamente sulla cute, sulla testa, l'elettroencefalografia. Questo è un segnale che però, se immaginate, arriva dai neuroni che sono sotto la pelle, che sono sotto il cranio. È un segnale, così si dice, molto filtrato, cioè un segnale come se noi volessimo ascoltare un qualcosa che è molto sottoterra, ok? Quindi è un segnale che contiene le informazioni di tantissimi neuroni, ma che non è facile da trattare. Ovviamente man mano che andiamo più in basso riusciamo a leggere il segnale fino ad arrivare al famoso singolo neurone, quello dove abbiamo messo il microfono vicino al suo corpo cellulare. Ovviamente ogni livello comporta diverse intensità del segnale stesso che riusciamo a recuperare, livelli di rischio, perché è ovvio che se io voglio registrare un segnale da dentro il cervello dovrò in qualche modo perforare il cranio, e quindi questo è un intervento che può fare solo un neurochirurgo. Però ultimamente si è capito che i segnali che rimangono, diciamo, a questo livello, cosiddetti intracorticali, cioè dentro la corteccia, sono i segnali che meglio rappresentano proprio quello che dicono i neuroni, il linguaggio dei neuroni, perché riusciamo ad essere molto più vicini. Quindi esistono diverse tecniche che ci permettono appunto di leggere i segnali dei neuroni sia dall'esterno della scatola cranica sia dall'interno, ovviamente a prezzo, diciamo, di una invasività che in un altro caso non hai, ma a vantaggio di una qualità di segnale che è decisamente più elevata. C'è un altro problema però, perché ok, ci possono essere delle tecniche che ci permettono di catturare questi aspetti multiscala, ma allo stesso tempo noi vogliamo cercare di leggere l'attività del cervello, i segnali, da più punti, e non ci interessa solo leggerla e averli cosiddetti a una risoluzione bassa, vogliamo conoscere quello che dicono proprio i singoli neuroni.
Nel corso degli anni, a partire dagli ultimi 20 anni, si è fatta molta strada per sviluppare delle tecnologie che permettono di essere sì invasive, ma allo stesso tempo di registrare, di catturare l'attività da più neuroni possibili allo stesso tempo. Questi erano, diciamo, questi che ho riportato qui sono articoli scientifici, tra l'altro pubblicati su riviste di altissimo livello del gruppo Nature, in cui si ipotizzava l'importanza anche a livello clinico della registrazione di neuroni cosiddetti su larga scala, cioè su larghi numeri. Oggi questo è possibile grazie alle cosiddette matrici di microelettrodi, ossia sono dei sistemi con dei piccoli elettrodi che si possono appoggiare al cranio oppure si possono impiegare anche su modelli sperimentali. Quindi per poter rispondere al primo problema, cioè quello della multiscala, noi dobbiamo avere un modello che sia ben fedele a quello che è il nostro cervello. Lo possiamo fare appunto con modelli in vitro, ossia modelli, cellule che si organizzano in una certa struttura, in una certa architettura, o chiaramente con modelli sperimentali in vivo di origine animale. Per affrontare il secondo problema invece, appunto, lo avevo già anticipato prima, esistono queste microelectrode arrays, ossia matrici di microelettrodi, dispositivi che sono in grado di registrare i neuroni da tanti punti diversi e per lunghissimo tempo. Questo lo si può usare sia in vitro che in vivo, sia sul modello sperimentale in vivo che in vitro. E come vedete da questo grafico, il numero dei punti di registrazione che noi possiamo sfruttare in questi modelli sperimentali è aumentato in maniera esponenziale, o addirittura più che esponenziale. Se voi guardate qua in ascissa abbiamo gli anni, in ordinata i siti da cui possiamo registrare il numero di elettrodi sostanzialmente, fino al 90 arrivavamo, se va bene, a una decina di punti, adesso arriviamo a migliaia di punti contemporaneamente e questo è stato un grandissimo passo avanti nella ricerca tecnologica. Al momento, diciamo, sono ancora pochi i test su uomo, non esistono ancora nella pratica clinica, ma a livello di ricerca sono già state fatte acquisizioni e si è già visto che sono stabili anche per lunghi periodi di tempo. Quindi, di nuovo, per affrontare uno studio, lo studio del sistema nervoso e del cervello in particolare, come vi dicevo prima, possiamo utilizzare diversi modelli sperimentali. Mi concentro un attimo sui modelli in vitro perché sono molto interessanti e sono modelli che in pratica ci permettono di raccogliere cellule o di nuovo da un modello animale oppure addirittura da pazienti. Prendendo un capello, del sangue, un pezzo di pelle, è possibile ricondurre al livello di cellula staminale questa cellula che si è recuperata dopo questa biopsia, riprogrammare la cellula staminale in modo che diventi un neurone. Queste si chiamano Human Induced Pluripotent Stem Cells, ossia cellule staminali pluripotenti indotte di origine umana. Questo permette chiaramente di affrontare, di poter sviluppare dei modelli sperimentali già personalizzati, perché sono relativi a quel paziente, con quella patologia. Quindi, e noi possiamo coltivarli su questo dispositivo, che è la matrice di microelettrodi di cui vi parlavo prima. Le cellule possono essere posizionate su questo substrato ha appunto degli elettrodi, dei punti di osservazione, come se fossero dei piccoli, alcune volte ci sono dei piccoli aghetti che penetrano le cellule e quindi riusciamo a registrare l'attività appunto elettrica, quei segnali di cui vi ho parlato prima. Questa è un'immagine ad esempio al microscopio in cui si vedono delle cellule neuronali e quei puntini, quei pallini neri sono proprio gli elettrodi da cui registriamo. È come se il famoso EEG, l'elettroencefalogramma di cui vi parlavo prima, venisse fatto ma direttamente sulle cellule. Quindi abbiamo perso tutto il filtro dovuto alla pelle, al cranio, eccetera. Quindi riusciamo ad essere molto più vicini e il segnale è molto affidabile e molto stabile.
E quindi questi neuroni in coltura maturano, formano una rete, hanno delle proprietà dal punto di vista dei segnali, i famosi segnali di cui vi parlavo prima, che sono molto simili a quello che succede nel modello originario, nel sistema originario, che sia esso di origine animale o di origine umana. Queste sono alcune immagini che abbiamo preso in laboratorio, questa di qualche anno fa. Più recentemente sono state ancora ampliate le opportunità che questi modelli forniscono, per esempio creare delle piccole aree che comunicano tra di loro, o addirittura creare dei modelli tridimensionali, gli organoidi, magari avete già sentito nominare, avete già udito questo termine. Di nuovo, il fatto che siano reti che derivano da paziente ci permette, per esempio, di testare in maniera selettiva determinate terapie sulle cellule del paziente. E questo già è un grossissimo passo in avanti verso la medicina personalizzata. Questo, riesci mica a cliccare sopra? Grazie. Questo è un video in cui si vede ogni quadratino, è come se fosse una piccola finestrella su un elettrodo, ok, su un punto di registrazione. Eccolo, perfetto. E quello che vedete, diciamo, questo qua che vedete è un segnale di base, no? Non succede niente. Poi a un certo punto ci sono dei segnali molto più ampi. Quelli sono gli spike, quelli di cui vi parlavo all'inizio. Ossia, in questo modo noi riusciamo ad avere una fotografia di come si stanno parlando quei neuroni in un determinato istante di tempo. Dicevo, ogni finestrina riguarda la registrazione di un singolo punto di osservazione e la durata di questo punto di osservazione è 1 secondo, ok? Quindi noi vediamo, poi è un video, quindi in realtà la registrazione dura ben più di 1 secondo. E poi abbiamo invece aiuto, non riesco più ad andare avanti perché bisogna uscire dal... ok. Questo invece è un nuovo dispositivo, tra l'altro di una ditta che ha una filiale anche qui a Genova, una start-up che è nata anche grazie ad alcuni colleghi sia dell'università che dell'IT. È una ditta che produce queste matrici di microelettrodi, ma qua i canali, invece di essere 60 come in quello di prima, mi sono dimenticata di dirvelo, qua sono 4096. Quindi è ovvio che vediamo tutte quei bei colori, che vedete, questi colori che si accendono, è perché i neuroni stanno dicendo qualcosa. Lo stesso segnale che vedevate prima, qua vedete un video anche colorato, semplicemente perché vedere canale per canale diventerebbe molto più complicato. Questo è il corrispondente solo con 60 canali, quindi vedete come qui si apprezza molto di più come si propaga, per esempio, il segnale dal basso verso l'alto, mentre qui si apprezza molto meno. Quindi lo sviluppo della tecnologia ci ha permesso appunto di capire meglio anche come comunicano i neuroni tra di loro, questo in particolar modo su un modello in vitro. E dal modello in vitro passiamo invece allo sviluppo delle tecnologie, all'elettroceutica. Questo è una copertina della rivista Newsweek del 2002. Io all'epoca ero negli Stati Uniti, dove ho svolto un anno di dottorato presso la Northwestern University di Chicago, e già all'epoca si parlava, questa copertina, fixing your brain. Fix in inglese vuol dire mettere a posto, aggiustare. Quindi già più di 20 anni fa si parlava di come la tecnologia può essere utile per poter aggiustare il cervello. Si parlava di occhio bionico, si parlava di trattamenti high-tech per l'Alzheimer o rewiring doctors, quindi la possibilità di mettere i dottori in rete. In qualche modo si anticipava qualcosa che è avvenuto o sta avvenendo adesso. In quegli anni sono state sviluppate le prime brain-machine interface. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono stati in grado, questi ricercatori che tra l'altro appunto hanno pubblicato su riviste di estremo prestigio, quali Nature Reviews Neuroscience, Nature Neuroscience, hanno permesso di poter impiantare, quindi i famosi segnali, gli spike, loro erano in grado di registrarli perché i pazienti hanno acconsentito a questo impianto, quindi hanno subito un intervento per poter avere degli elettrodi impiantati,
E nello specifico questa signora, che era stata colpita da un ictus mi pare 20 anni prima rispetto a questo articolo scientifico, è stata in grado, pensando di voler muovere il suo braccio, di riuscire a muovere questo arto robotico. Questo perché? Perché in pratica sono andati a intercettare i segnali dei neuroni che sono deputati al controllo del braccio. Visto che questa persona non aveva più questo controllo perché in pratica era stata interrotta la comunicazione a causa del danno, loro hanno però recuperato l'informazione direttamente dal cervello dove questa veniva generata e l'hanno inviata all'arto robotico. Ed è molto interessante vedere il video di questa signora che è contenta, sorride, perché finalmente, decidendo che vuole bere dalla borraccia, riesce a farlo. È una tecnica piuttosto affascinante, anche se onestamente è un po' difficile nella pratica clinica, perché comporta tutta una serie di sviluppo tecnologico e anche di apparati che non sono facilmente portabili, ed è quello invece soprattutto che si richiede a una tecnologia che sia usabile e che sia vicina alle necessità del paziente. Ma in ogni caso è stata una dimostrazione del fatto che è possibile sviluppare delle azioni dai pensieri. Infatti mi piace citare questo articolo, si chiama Action from Thoughts, azioni dai pensieri, che è stato un po' l'articolo, se vogliamo, manifesto di questo tipo di tecnologie. E di conseguenza sono nate, se vogliamo, tutti degli approcci di neuroingegneria che riguardano proprio l'utilizzo e lo sfruttamento dei segnali elettrici per poter fare qualcosa. La medicina bioelettronica fa parte di questi, e la medicina bioelettronica si basa sull'elettroceutica. Pensate che questi articoli, che sono usciti su Nature nel 2013 e nel 2014, sono stati i primi che hanno introdotto appunto il termine elettroceutica. Perché? Perché in realtà le aziende farmaceutiche si sono rese conto che per il trattamento di patologie legate al sistema nervoso e al cervello è molto complicato trovare delle terapie farmacologiche adeguate, soprattutto nel caso di spinal cord injury, di lesione del midollo spinale, cioè laddove c'è un'interruzione, una rottura di un percorso, di un assone, per esempio, di un neurone o di più neuroni, di un nervo, che è un insieme di assoni, e non esiste una terapia farmacologica che permetta di rigenerarli o di riconnetterli. Quindi bisogna trovare delle vie alternative. Le vie alternative possono essere costituite per esempio da ponti artificiali creati proprio da questa terapia elettroceutica, ossia dalla possibilità di sviluppare delle tecniche che in maniera mirata vadano a stimolare zone del cervello, del midollo spinale, e che siano in grado appunto di ripristinare o di riavvicinarci alla situazione pre-lesione. Esempi sono, questa è una rivista che si chiama Bioelectronic Medicine, che è proprio nata a seguito della nascita appunto della medicina bioelettronica. E questo è un altro video, se possiamo farlo partire, che riguarda invece il sistema di Deep Brain Stimulation per il trattamento del Parkinson. Questo è un signore che è appunto colpito da Parkinson, non riesce, quando la terapia della DBS, che consiste nella stimolazione elettrica delle regioni, diciamo, sottocorticali, dei gangli della base, non riesce a muovere il braccio, non riesce a compiere anche semplici task motori. Nel momento in cui invece la DBS è attivata, cioè sta ricevendo questi impulsi elettrici, riesce a compiere questi task. È importante sottolineare come la Deep Brain Stimulation non sia un trattamento risolutivo della patologia, non fa guarire, ma migliora i sintomi. Di conseguenza permette comunque alle persone di aggiustare quel famoso daily, quel Disability Adjusted Life Years, nonostante la presenza della patologia.
E questo è un altro esempio, non so se riesco a far vedere, vabbè, il video non lo faccio vedere perché è troppo lungo, comunque è un ragazzo che ha subito un incidente a seguito di un'uscita col surf e purtroppo è rimasto paralizzato dal collo in giù, però grazie a una nuova tecnica, un bypass neurale, in pratica venivano letti i segnali a livello cerebrale e l'informazione da questi segnali produceva una stimolazione del suo proprio arto per poter muovere la mano, e qua si vede che riesce anche a utilizzare il Guitar Hero e quindi riesce anche, diciamo, a svolgere delle attività che prima gli sarebbero state impossibili. Anche questo merito appunto delle neurotecnologie e della neuroingegneria. Qual è il nostro contributo in tutto questo? Quindi l'obiettivo delle nostre ricerche è proprio quello di sfruttare queste terapie innovative, l'idea appunto di terapia elettroceutica, ossia utilizzare lo stesso linguaggio che utilizzano i neuroni. I neuroni comunicano tramite potenziali d'azione, tramite spike, quindi cerchiamo di promuovere, di sfruttare quella proprietà di cui vi ho detto prima, la plasticità, che è quella che permette appunto anche di rispondere a situazioni di difficoltà, di danno, di lesione, per poter recuperare o per poter perlomeno trattare la patologia al danno. Tutto ciò si basa sulla teoria della cosiddetta plasticità hebbiana, che è un concetto legato appunto a come viene indotta questa plasticità che vi ho citato all'inizio. La cosa più semplice è guardare questa frase che fa un riassunto molto immediato. Due cellule che producono due spike, due potenziali d'azione con un certo intervallo di tempo sono in grado poi di riconnettersi e quindi diventano plastiche, diciamo che sono un chiaro esempio di plasticità. E questo comporta effettivamente l'utilizzo di possibili paradigmi, possibili tecniche per la neurostimolazione. La tecnica più semplice è quella cosiddetta open loop, a ciclo aperto, ossia io sperimentatore decido che voglio inviare questi stimoli a una certa distanza temporale uno dall'altro e registro i segnali che il cervello produce nel momento in cui riceve questi stimoli. Quali sono gli svantaggi di questa tecnica? Che questa stimolazione eroga molti impulsi e chiaramente ignora la singolarità di ogni persona, la diversità di ogni persona. Esiste però una tecnica cosiddetta closed loop, ossia a ciclo chiuso, che sfrutta quel concetto di plasticità hebbiana che vi ho detto prima, perché nel momento in cui viene letto un segnale, quindi quel segnale da quella cellula di quella persona, io sono in grado di inviare uno stimolo, quindi io dipendo dallo stato del cervello in quel momento preciso. Questa è una stimolazione, se vogliamo usare una parola più semplice, una stimolazione adattiva o personalizzata, perché dipende dalle caratteristiche del cervello in quel momento. Questo chiaramente permette di ridurre il numero di impulsi e dipende dallo stato del cervello. E questo tipo di stimolazione è proprio quella che è stata usata agli inizi degli anni 2000 da un altro gruppo che ha pubblicato su Nature, per dimostrare che due neuroni, nel momento in cui io li stimolo separatamente, non succede niente. Come vedete ci sono il rosso e il verde, io ne stimolo uno, stimolo l'altro, non succede niente. Ma se io stimolo uno dopo che so che l'altro ha prodotto un segnale, il famoso spike, a quel punto lì la loro connessione diventa più forte. E questo, diciamo, è un chiaro esempio di plasticità. E questo stesso concetto è stato utilizzato qualche anno dopo dal gruppo di Randy Nudo alla Kansas University Medical Center, il quale aveva già dimostrato in passato, tra l'altro questo lavoro invece pubblicato su Science nel 96 ci dice che è uno dei lavori più citati, me lo disse un neurologo del San Martino, il professor Trompetto, era uno dei lavori più citati sull'ictus,
quindi risultava il lavoro all'ictus più citato fino a qualche anno fa, adesso non so se è stato superato. Ci dice comunque che dopo aver svolto esercizio riabilitativo la corteccia motoria si riorganizza, quindi vuol dire che c'è plasticità. Nel momento in cui c'è riorganizzazione vuol dire che c'è plasticità, vuol dire che in qualche modo la regione con il danno la si riesce un po' a come si può dire, a vincolare in un punto, ma noi i neuroni sono ridondanti e riusciamo comunque a superare la difficoltà, riescono a superare la difficoltà sfruttando altri neuroni che in quel momento magari erano poco utilizzati. Quindi c'è anche questo concetto di ridondanza nei neuroni e nell'utilizzo della plasticità che è molto importante da ricordare. Quindi lo stesso gruppo di Randy Nudo e David Guggenmoos ha dimostrato proprio che con questa stimolazione closed loop che vi ho fatto vedere prima o adattiva è possibile migliorare il comportamento di un modello animale che loro hanno utilizzato dopo diverse sessioni di stimolazione. E questo è molto interessante perché se non si dà stimolazione non succede niente. Quindi non c'è la linea nera che vedete in basso. In ordinata di questo grafico vedete in pratica quanto bene si sta compiendo l'atto motorio nel momento in cui prima della lesione il cosiddetto tasso di successo arrivava all'80%, dopo la lesione scende al 20% e rimane così. Se uno dà una stimolazione open loop come quella che vi ho fatto vedere prima, migliora ma non di tanto. Se uno invece la dà personalizzata, arriviamo di nuovo all'80%. Quello aiuto. Quindi io sono rimasta affascinata da quello studio. Ho avuto la possibilità di conoscere il professor Nudo a una scuola proprio sulla neuropatofisiologia dell'ictus e sono stata fortunata perché ho chiesto, con una bella faccia tosta, ho chiesto a Randy: mi piace molto quello che fai, posso venire a lavorare con te e viene anche un mio dottorando? E lui mi ha aperto le braccia e mi ha detto certamente. Così io sono rimasta a Kansas City, che non so se avete presente, ma gli Stati Uniti sono molto ampi. Se fate una X, Kansas City è al centro, quindi al centro del nulla, in mezzo alle pianure. E io sono rimasta 2 o 3 settimane, Alberto, il mio dottorando di allora, è rimasto 3 mesi, però ha fatto un egregio lavoro. Abbiamo potuto iniziare a lavorare con loro su queste tematiche proprio di elettroceutica. E siamo anche stati finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale perché ha ritenuto il nostro progetto di estrema rilevanza scientifica. Quindi questo è stato l'inizio, diciamo, di una storia che poi è continuata anche nell'ambito del progetto Mnesis, un progetto partenariato esteso di neuroscienza e farmacologia che appunto è coordinato dall'Università di Genova, in particolar modo dal direttore scientifico del San Martino, il professor Uccelli. E noi, diciamo, il mio contributo riguarda l'attività relativa all'ictus e l'utilizzo appunto di tecniche di neurotecnologie. Quindi che cosa facciamo noi? Abbiamo un laboratorio dove ci occupiamo appunto dello studio di questi segnali, quelli di cui vi ho detto prima, i potenziali di campo, gli spike, e abbiamo la possibilità di dare appunto delle stimolazioni sia open loop, quindi noi stimoliamo il cervello, ma anche closed loop, cioè lo leggiamo e poi decidiamo come stimolare. Abbiamo le matrici di microelettrodi che vi ho citato prima, sia a bassa densità che ad alta densità, si vanno dai 30-32 elettrodi fino a 1 migliaio. Abbiamo anche la possibilità di avere dei cosiddetti digital twin. Avete mai sentito questo termine? No, sono in pratica delle copie artificiali di oggetti fisici. Quindi noi abbiamo creato un modello una parte del cervello ed è lui, questo modello, che guida come dobbiamo stimolare, ma attenzione, è personalizzato perché abbiamo utilizzato i segnali di quel cervello lì per creare quel gemello digitale.
E questi sono alcuni risultati, spero sia facile da capire. Comunque ogni puntino che vedete sopra in alto, quelle sono 2 aree cerebrali, ogni puntino è uno spike. Tra sopra e sotto penso sia chiaro a tutti che prima della lesione, sopra scusate è prima della lesione, sotto è dopo la lesione. Che cosa succede? Il numero di puntini diminuisce. Vuol dire che la lesione induce, una lesione ischemica, quindi un ictus, induce una diminuzione del numero di segnali interessanti. Adesso questo lasciamo perdere. Quindi ricordatevi, diminuisce l'attività del cervello. Abbiamo sviluppato invece una tecnica che abbiamo chiamato stimolazione open loop ma personalizzata. Vi ricordate quella di prima, open loop e basta? Ero io che dicevo ok, voglio stimolare con queste caratteristiche e poi leggo. Attenzione, qua io stimolo, ma stimolo con un segnale che è molto simile a quello che vado a leggere. Questo mi permette di sviluppare una tecnica di stimolazione che è personalizzata, cioè definita su quel tipo di cervello e su quel tipo di paziente. Questo è già stato dimostrato tra l'altro su soggetti in realtà sani, su uomo, e quindi noi l'abbiamo ripetuto sui nostri modelli sperimentali in collaborazione anche con collaboratori dell'Università di Pavia e della Fondazione Mondino che sono coinvolti nell'ambito di Mnesis. E quello che si vede dalla nostra stimolazione personalizzata, senza andare troppo nel dettaglio, guardiamo di nuovo i grafici in alto, ci sono molti più pallini sotto, cioè dopo la stimolazione, rispetto a sopra. Quindi in pratica quello che si vede è che c'è una sorta di riequilibrio. Prima diminuisce a causa della lesione e poi aumenta grazie alla stimolazione. Abbiamo anche dei test comportamentali in cui si vede che questo tipo di stimolazione personalizzata permette appunto di ripristinare la situazione pre-lesione. Questo è un altro progetto che poi appunto è stato continuato dentro Mnesis, è un progetto europeo, si chiama Morpheus, Morfeo il dio del sonno, e infatti la nostra idea è stata quella di sfruttare il sonno per promuovere la plasticità. Noi sappiamo che durante il sonno ci sono degli eventi, in particolare dei segnali cerebrali caratteristici dei potenziali di campo, che sono proprio legati a fenomeni di plasticità. Ci sono anche stati degli studi di psicologia che dicono che un gruppo di studenti messi a dormire dopo che gli erano stati insegnati dei concetti nuovi sono stati in grado di ricordarli per molto più tempo rispetto ai loro compagni che non sono andati a dormire. Allora questo è quello che ha dato l'idea a questo progetto Morpheus. L'idea che ci siamo fatti è: ma se il sonno migliora la plasticità cognitiva, meglio ci ricordiamo di più, potremmo anche ricordarci meglio le terapie riabilitative. Perché non mettere a dormire le persone dopo avergli fatto fare la terapia? Per consolidare quello che hanno imparato. Allora qui l'idea è stata proprio di sviluppare un nuovo dispositivo che facesse proprio questo, cioè che desse degli stimoli in punti precisi durante il sonno, per fare una sorta di replay, non mi viene la parola, di inviare di nuovo lo stesso tipo di segnale che il soggetto aveva visto durante, diciamo, la terapia riabilitativa normale. Questo è stato un progetto anche in collaborazione con partner stranieri e con i miei colleghi del DIBRIS. E infine, l'ultima parte, diciamo, fino adesso vi ho parlato di questi segnali a livello del cervello, soprattutto a livello della corteccia, che però è la parte più superficiale del nostro cervello. Grazie alla nuova tecnologia possiamo andare molto più in profondità, possiamo raggiungere zone cosiddette sottocorticali che fino ad adesso non eravamo in grado di raggiungere. Questa è una tecnologia tra l'altro che è nata qui a Genova, all'ITI, e che è stata poi esportata in un'azienda, in una startup che si chiama Corticale, e il prodotto si chiama Synapse ed è una sonda
che permette appunto di catturare l'attività spiking a livello sottocorticale. Sono dati che sono totalmente nuovi, quindi siamo tra i primi a offrire questa possibilità e ad avere questo tipo di registrazioni. Questo è il dispositivo con tutti gli elettrodi, sono sempre matrici di microelettrodi, quelli che vi ho fatto vedere prima, ma questa ha l'interesse che è molto più lunga ed è ad altissima densità e sfrutta una tecnologia innovativa che permette l'amplificazione del segnale direttamente sul microelettrodo. Questo è un video che non so se parte. Ah sì, perfetto. Quelli che vedete sono segnali registrati contemporaneamente dalla corteccia, dall'ippocampo e dal talamo, e questo di nuovo è un tipo di dato unico che abbiamo la fortuna appunto di avere qua grazie alla collaborazione con la ditta genovese di Corticale e una ditta americana che ha fornito il sistema di acquisizione. E vabbè, questo forse è un po' difficile, comunque concentriamoci su questo. Lo stesso concetto di prima, un grafico che fa vedere per ogni barretta colorata lo spike, e qui siamo stati in grado proprio di identificare gli spike che appartengono alla corteccia, all'ippocampo e al talamo, che sono 3 regioni, una sotto l'altra all'interno del cervello. Ultimissimo punto, perché ho iniziato parlandovi dell'in vitro, poi siamo andati su modelli sperimentali un po' più complessi, torniamo un attimo all'in vitro, perché ritengo sia fondamentale appunto farvi presente che esiste questo nuovo paradigma che è from bedside to bedside, cioè dal letto del paziente al laboratorio, di nuovo al letto. Cioè prima esisteva il paradigma dal laboratorio al paziente, adesso è più circolare, vuol dire che comunque prima di intraprendere una qualche ricerca si vuole capire bene cosa si vuole investigare. Sono ricerche cosiddette user centered, cioè centrate sul paziente, sulla persona. E questo appunto stiamo facendo. Medicina, diciamo, è un tipo di approccio che porta alla medicina personalizzata, permette di lavorare su queste cellule umane su cui possiamo anche testare i nostri trattamenti di stimolazione elettrica, e molto più recentemente anche su modelli del sistema enterico, quindi dell'intestino, in collaborazione con l'ospedale Gaslini e il professor Ganduglia. È un'idea che permetterebbe di come dire, trattare una patologia molto rara ma anche molto devastante che colpisce soprattutto la popolazione pediatrica, la pseudo-ostruzione intestinale cronica. Se noi riusciamo in qualche modo a far ripartire la motilità dell'intestino grazie alla stimolazione elettrica, questi bambini avrebbero un'aspettativa di vita molto più elevata, con una qualità di vita decisamente superiore. Quindi possiamo anche permetterci in qualche modo di aprire nuove vie e di cercare nuove strade per patologie che fino a questo momento non hanno avuto una cura. Ok, quindi qui giusto per fare un riassunto finale, quindi questo è un articolo che abbiamo pubblicato qualche anno fa in collaborazione appunto con colleghi clinici del San Martino. L'idea non è solo di fermarci alla terapia elettroceutica, ma possibilmente integrare questa terapia anche con l'esercizio, col movimento, con l'impiego per esempio della riabilitazione robotica, per poter massimizzare il più possibile l'efficacia di un trattamento. E poi mi piace far vedere insomma quella che è un po' la visione, ossia l'integrazione di modelli sperimentali dello studio sull'uomo al fine insomma di fare qualcosa che sia veramente utile ai pazienti, che non rimanga poi confinato in un laboratorio. Questo è un po' la nostra idea, anche il fatto di poter passare da scale di complessità diverse, da modelli sperimentali diversi, per poter comunque avere come ultimo fine sempre quello di trovare qualcosa che possa essere veramente utile. E io ho finito, vi faccio conoscere insomma tutte le cose di cui vi ho raccontato, non sono merito mio ma delle persone che lavorano con me, sono ragazzi veramente eccezionali, per non dimenticare i colleghi, i collaboratori stranieri, soprattutto gli amici di Kansas City e il gruppo francese di Bordeaux.
e infine grazie a tutti voi per la vostra attenzione. Grazie per questa interessante carrellata su aspetti nell'utilizzo della stimolazione elettrica che inizialmente sembravano molto circoscritti, molto ridotti, con pochi effetti. Oggi sembra che i risultati, come ha dimostrato lei, siano effettivamente notevoli. Resta però sempre il punto che se lei va a stimolare un paziente con Parkinson o con Alzheimer, lei può aumentare il livello di vita, la qualità della vita, ma i neuroni non li riporta più, perché quelli sono morti e non rigenera più quella parte di cervello. Però questo è un aspetto estremamente importante, perché vuol dire una volta con l'Alzheimer si viveva 5 anni, per dire adesso si può vivere 20 e anche infatti, una qualità. No? Infatti nella DBS, io non mi occupo di DBS, però nella DBS diciamo per come viene impiegata, qual è l'effetto, è proprio quello di migliorare i sintomi e quindi, dicevo, migliorare quel parametro che di fatto è legato alla qualità della vita dei pazienti, quindi già questo comunque è una conquista. Magari poi il trattamento può venire da altre possibilità, da altre procedure, come può essere appunto anche l'impiego delle cellule staminali per la rigenerazione. Certo. Non è detto che questa sia l'unica strada. No. Quello che sicuramente penso possa essere furbo è approcciare il problema da diversi punti di vista e poi eventualmente anche integrarli, perché non è detto che la strada buona sia una sola. Bene, vediamo se ci sono domande, qualche curiosità. Zani. Cioè io sono abituato a farmi dei modelli mentali, quindi voi con la stimolazione attivate dei neuroni paralleli o che sono nel contorno di quelli che non ci sono, in maniera che poi rifluisca il segnale. È un po' come un processo idraulico, l'ho visto un po' brutalmente. Più o meno sì, diciamo che nel cervello i percorsi ci sono già, ma non sempre vengono utilizzati. Appunto, noi invece cerchiamo di riattivarli. Come aprire un tubo, dice, esatto, il tubo c'è, però non viene utilizzato. Io faccio sempre l'esempio dell'autostrada rispetto a una statale, no? Esatto, normalmente il cervello usa l'autostrada, noi usiamo la statale, però magari ci facciamo dei lavori sopra, così migliora il percorso. E l'altra è una domanda. Lei, a un certo punto, quando parlava della simulazione del cervello, dei neuroni, a un certo punto ci stiamo lavorando, per ora vedremo. Quando ha detto per ora, cosa vuol dire quel per ora? Come lo vedi? Lì in realtà si parlava dell'intelligenza artificiale, nel senso che al momento è difficile riprodurre su hardware, quindi su dispositivo, insomma, su materia, quella complessità cosiddetta multiscala, no? Perché ci sono troppi elementi di complessità. Magari si riesce a riprodurre qualcosa, ma non tutto. Non posso prevedere, perché ripeto, l'AI non è il mio campo, quello che magari succederà tra 20 anni. Magari si riuscirà, non lo so. Io qualche dubbio ce l'ho comunque, che comunque il nostro cervello sia comunque più intelligente di ogni tipo di AI. Un'ultima curiosità, le microelettrodi, le fa la Microprobe di Torino, Italia, oppure arrivano dal mercato normale? Perché allora, la Microprobe è grossa, è un gigante. Noi compriamo delle probe della sarà quello, perché fa tutte le... Però le prendiamo negli Stati Uniti. Fa i sistemi di contattatura dei chip semiconduttori per tutto il mondo. Si sono specializzati, un'azienda miliardaria. Può darsi italiana. Che magari noi in realtà le compriamo negli Stati Uniti, non so se è la stessa, però è possibile. Questa corticale che ho citato invece è proprio genovese. Questo lo saltato. Grazie. Sì. Grazie. Altre domande? Altre curiosità? Certamente i meccanismi
diciamo, di stimolazione elettrica hanno avuto un successo notevole nella riabilitazione, per esempio nell'usare gli esoscheletri, no? Sì. E collegarli, quindi una persona che ha avuto danni consistenti con questi esoscheletri oppure con la mano, come faceva vedere, eccetera, cioè riescono ad avere una sensibilità estremamente quasi normale, diciamo, pur non avendo più quella parte del corpo. Allora, giusto, in realtà la parte, allora, per gli amputati la sensibilità, cioè la sensibilità al tatto, può essere comunque restituito sempre tramite una stimolazione cerebrale. Gli studi più recenti hanno fatto vedere che è possibile fornire, restituire il tatto, il senso del tatto, proprio stimolando le aree corticali deputate alla mano, sì, al senso l'omuncolo, diciamo, che è rappresentato sul cervello della mano. Certo, sì. Per quanto riguarda gli esoscheletri, al momento sì, c'è qualche studio, soprattutto qua in Europa, anche c'è un gruppo a Vienna che prima era all'Università di Zurigo, che in realtà sfrutta e anche in realtà sì alla Sant'Anna, il sistema nervoso periferico, quindi recupera l'informazione del sistema nervoso periferico e stimola, diciamo, localmente. Quindi l'esoscheletro può fare sia da riabilitatore, nel senso che comunque fa muovere, ma allo stesso tempo può anche permettere appunto di avere un'interazione con l'esterno. Ho avuto la possibilità, insomma, di lavorare con qualcuno di questi esoscheletri quando ero in IT. La robotica non è il mio campo, però certo, indubbiamente è molto promettente come tecnica, ripeto, soprattutto poi se viene combinata con qualcos'altro. Certo. Beh, comunque mi sembra che nell'insieme dei progetti che lei ha fatto vedere, degli studi che sono stati fatti, ci sia diciamo, ci danno una buona dose di speranza per sì, quantomeno migliorare la vita, esatto, di persone che sono affette da magari patologie. Esattamente, gli ingegneri che hanno appunto questa caratteristica di voler aggiustare, magari sono un pochino più rozzi, però nascono una soluzione un pochino più alla portata, più vicina. Poi non metto in dubbio che ci possano essere terapie magari appunto basate sulla medicina rigenerativa che possono essere più promettenti, però indubbiamente richiedono molti più anni per essere sviluppate, quindi in qualche modo grazie a questo potremo avere qualcosa in tempi relativamente brevi. Sì, poi vedo che comunque a livello non solo italiano ma a livello europeo, internazionale, i gruppi che studiano questi meccanismi riabilitativi crescono sempre più, sì, e avete anche un enorme concorrente che è Elon Musk, che ha fatto Neuralink. Esatto, no? Peccato che Elon Musk si sia basato su quello che hanno fatto i neuroscienziati nei 30 anni precedenti. Questo è giusto dirlo, perché poi uno pensa Elon Musk ce l'ha fatta lui, te credo, a parte che sta ripetendo cose che hanno fatto gli altri, quindi io è meglio che non parli, sennò sono... Bene, prego. Grazie, mi perdoni la domanda forse veramente banale. Tutto questo comunque non prescinde da un approccio neurochirurgico con impianto di elettrodi persistenti che possano permettere, esatto, poi il prosieguo di questa attività terapeutica nel tempo, giusto? È così, sì, ecco, perché ad esempio nella DBS bisogna per forza fare un intervento chirurgico per poter impiantare questo elettrodo che va nelle zone profonde. Quindi lo stesso nelle cose che ho fatto vedere io, sì, una mappatura, la ricerca delle zone idonee e quindi l'inserimento da parte del neurochirurgo, sì, attraverso la perforazione della scatola cranica, ovviamente. È così, sì, con la craniotomia esattamente. Infatti quando ero in IT avevamo anche cominciato a collaborare con un neurochirurgo dell'ospedale di Alessandria che era molto interessato, insomma, proprio a queste tecnologie. E un'ultimissima domanda molto interessante, quella collaborazione che lei cita con il dottor Ganduglia, sì, e su aspetti, diciamo, neuromotori del tubo digerente, in particolare, sì, quella a cui si riferiva in età pediatrica.
pediatrica. Ecco, si parla sempre però di attività motorie, quindi non nell'ambito di alterazioni neurologiche di tipo degenerativo, di tipo, ovviamente mi pare che il moderatore parlava, ho sentito parlare di Alzheimer, ma io credo che ci si fermi a quelle patologie motorie tipo il Parkinson. Mi dica, ecco, questo è molto importante. Allora, c'è qualcosa anche su qualche neurodegenerativa, sull'Alzheimer non mi risulta ci sia nulla ancora dal punto di vista della terapia elettroceutica. Qualcosa sul cognitivo per il trattamento per esempio dei disturbi alimentari, della depressione, tramite sempre approcci tipo di brain stimulation, sì. Però non essendo il mio campo non voglio dire qualcosa di sbagliato, quindi tendenzialmente sì, sarei per dirle che effettivamente è più facile trattare l'aspetto motorio, banalmente perché è più evidente ed è più facile anche in modelli che non siano umani. Ma anche perché negli aspetti degenerativi come l'Alzheimer sappiamo che c'è una proteina, l'amiloide, che gioca quel ruolo importante, allora lì lasciamo il campo ai biologi per gli anticorpi monoclonali. Se poi ci fossero dei modi per poter eventualmente rafforzare in qualche modo, però al momento non mi risulta ci sia niente. La ringrazio molto, complimenti per la sua chiarezza. Grazie. Bene, ci sono altre domande, altri chiarimenti? È stata chiarissima. Grazie. Bene, direi che allora la possiamo ringraziare per questa interessante relazione e che ci ha anche portato a conoscere cose che penso non tutti conoscano molto direttamente e seguano quotidianamente questi argomenti. Vi ricordo che la prossima conferenza è giovedì 2 ottobre. Giovedì 2 ottobre inizierà la prima sessione di un convegno che abbiamo organizzato e che inizierà appunto giovedì 2 sulla Liguria e il mare, quindi i rapporti tra Liguria e mare. Ci saranno 6 sessioni, la prima è giovedì 2 dalle 15:30 alle 17:30 e parleranno 2 ricercatori, docenti di ambiti diversi, Paolo Guidetti del Genoa Marine Center della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, è una sezione di questa stazione, e Andrea Zanini, che invece è un nostro accademico ed è dell'Università di Genova, ma è un economista. Quindi verranno messi a confronto questi 2 aspetti per parlare del mare che ci sta di fronte. Bene, grazie e alla prossima. Grazie mille.